Buongiorno a tutti, vediamo di capire le formule riguardanti il lancio obliquo. Quindi stiamo parlando di lanciare un oggetto secondo una certa angolazione alfa con velocità iniziale v0 da una certa altezza h. Questo si muoverà di una traiettoria parabolica finché non toccherà il suolo. Allora, noi per fare questo, per capire questo, mettiamo un sistema di coordinate x e y. In ogni momento, durante il volo, si potrà determinare le coordinate x e y alle quali si trova il corpo. E quindi analizziamo tutto secondo due direzioni, x e y, e quindi anche questa velocità iniziale v0 si potrà scomporre in due componenti v0x e v0y. Allora, cosa succede? Nella direzione verticale abbiamo questa v0y orientata verso l'alto e agisce la gravità in direzione verticale. Abbiamo un lancio verticale con velocità iniziale v0y. Queste sono le formule del lancio verticale, tranne che al posto di h ho scritto s per non confonderci con questo h. E invece nella direzione orizzontale cosa succede? Non c'è nessuna forza, comunque facendo tutte queste cose stiamo trascurando l'attrito e la resistenza dell'aria. Va bene, allora trascurandoli, se abbiamo una velocità, se non c'è nessuna forza, il corpo continuerà a muoversi sempre in modo rettilineo uniforme, secondo sempre la stessa velocità. La velocità nella direzione x rimarrà sempre la stessa. Allora, adesso scriviamo le formule. Per primo le coordinate x e y, che sono lunghezze, e quindi useremo le formule. Allora, vediamo qua. Praticamente x è quello che qui è s, no? V per t. Nella direzione orizzontale abbiamo che si muove sempre della velocità v0x per t. E nella direzione y usiamo questo. Dovremmo usare questa formula, tranne bisogna stare attenti soltanto a una cosa in più, che è la coordinata y nel momento iniziale ha già il valore h. Quando parte l'altezza è già h, quindi questo h va aggiunto. Quindi dobbiamo scrivere h più v0y per t meno un mezzo gt al quadrato. Ok, abbiamo trovate queste. Adesso possiamo scrivere formule per le velocità. La velocità nella direzione x e la velocità nella direzione y. Quindi nella direzione x la velocità rimane sempre uguale e quindi sarà uguale a quella iniziale v0x. Nella direzione y dobbiamo usare questa formula, abbiamo v0y meno gt. E quindi abbiamo trovato le formule, tranne il fatto che adesso dobbiamo un attimo capire questi v0x e v0y come sono collegati con v0. Allora, qui abbiamo un triangolo rettangolo, qui c'è l'angolo alfa, qui abbiamo v0 e questo v0y possiamo metterlo qui volendo, v0y, qui v0x. E allora si scrivono il coseno di alfa e il seno di alfa. Allora, il coseno di alfa è il cateto adiacente fratto l'ipotenusa v0x fratto v0. Seno di alfa è il cateto opposto fratto l'ipotenusa v0y
fratto V0. E adesso se invertiamo le formule, praticamente l'equazione va moltiplicata a destra e a sinistra per V0, sia una che l'altra. Otteniamo che V0x è V0 coseno di alfa e V0y è V0 seno di alfa. Quindi abbiamo trovato anche questi. L'ultima cosa, quando usando queste formule troviamo Vx e Vy qui delle velocità finale, però quanto è V? Se vedete anche qui abbiamo un rettangolo e quindi qui un triangolo rettangolo dove V è l'ipotenusa e quindi V lo otteniamo con il teorema di Pitagora, radice quadrata di Vx al quadrato più Vy al quadrato. E quindi abbiamo trovato anche V in questo modo. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.